Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta. Il 22 maio 2021, la China è diventata la seconda nazione a condurre un veicolo spaziale nella superficie di Marte, quando il suo rover Zhurong lanciò la sua piattaforma di arrivata e cominciò a condurre in Marte. Il veicolo spaziale di 6 rotte, che dopo l'energia del Sole ha 240 kg, si arrivò su Marte il 15 maio 2021. La sua missione sarà di 3 mesi, periodo in cui il rover cercherà segni di vita antica sulla superficie di Marte. Il nome Zhurong viene dalla mitologia cinese, che è un dio del fuoco. Gli Stati Uniti arrivarono 9 volte su Marte e camminarono insieme 5 robot per via dell'esplorazione della superficie di Marte. Anche l'Unione Sovietica è arrivata su Marte, ma mai che la operò un rover sul pianeta. Intanto Zhurong fa l'esplorazione di Marte, le sue scoperte le sarà trasmesse alla Terra attraverso l'orbitador Tianwen-1 di Marte. Dopo finire la missione del rover, l'orbitador farà un sbiegamento globale del pianeta durante un anno marziano, ossia 687 dì della Terra. La sonda resterà 3 mesi in orbita per fare il riconoscimento del posto dell'arrivata prima della liberazione del rover per la superficie. Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta.